Per contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale, il Consiglio dei Ministri ha approvato a febbraio un decreto legge che introduce misure urgenti per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, che si sviluppa su due piani. Una prima risposta all'emergenza energia, stanziando 8 miliardi per far fronte al caro bollette e sostenere le imprese. Poi c'è il pacchetto che riguarda le norme volte a semplificare e ad accelerare sulle rinnovabili, in particolare sul fotovoltaico. Per cui il PD è riuscito con vari emendamenti a introdurre una serie di semplificazioni nel settore dell'agricoltura, zone industriali e città. Sono primo firmatario di un emendamento che consente l'installazione dei pannelli nei centri storici, ovviamente trovando un punto di equilibrio tra la necessità di sviluppare il fotovoltaico e quella di tutelare le zone di pregio dell'Italia. In questo senso ovviamente non sarà tappezzata Venezia di pannelli fotovoltaici, ma ci sarà la possibilità di installare il fotovoltaico con pannelli integrati, ovvero aderenti ai tetti, in quelle zone che non disturbano il panorama e che non siano visibili da terra. È poi previsto l'incremento della produzione nazionale di gas per diminuire il rapporto importazione-produzione, da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI. L'obiettivo è quello di sostenere la ripresa economica. Poi è fondamentale lo sviluppo dell'energia pulita, dei pannelli fotovoltaici, dell'eolico. Ecco, penso in agricoltura, ecco, molto importante che aver favorito l'installazione dell'agrivoltaico. Cosa significa? I pannelli sollevati da terra dove sotto sarà possibile continuare a coltivare le coltivazioni, mentre abbiamo cercato di limitare lo sviluppo del fotovoltaico a terra che genera molto consumo di suolo. Lo stesso nelle zone industriali dove sarà possibile anche in deroga ai piani regolatori sviluppare e installare i pannelli fotovoltaici.